Momento molto difficile ad Aragona, siamo col sindaco Peppe Pendolino. Sindaco, qualche novità sugli ultimi eventi in riferimento al contagio coronavirus? Ecco, gli ultimi eventi non sono eventi positivi come in tutta la Sicilia e in tutta l'Italia. Oggi dovrò comunicare altri 4 positivi, ma fortunatamente comunicherò anche i 4 guariti. Il problema più grosso è che purtroppo in una comunità di minori non accompagnati abbiamo avuto il contagio di quasi tutta la comunità e quindi domani dovrò comunicare altri 21 contagi. Questi contagi comunque sono stati già circoscritti. Questi ragazzi è da una settimana che già sono all'interno della comunità, la comunità è sorvegliata H24 per evitare che questi possano uscire. Comunque voglio fare un appello importante a tutti gli aragonesi, è quello di stare attenti, perché tutti questi contagi, diciamo che l'80% provengono all'interno delle famiglie. Sono contagi che all'interno della famiglia possibilmente tutti ci sentiamo sicuri, tutti ci sentiamo immuni e poi basta un familiare che ha preso il contagio e che fa contagiare tutti gli altri familiari. I numeri sono elevati ma non sono preoccupanti perché sono circoscritti in 3-4 famiglie, quindi la situazione è facilmente controllabile. Se ci stiamo attenti e se ci curiamo a garantire il distanziamento, perché garantire il distanziamento, garantire quelle che sono le buone prassi di mantenimento della sicurezza anche all'interno del nucleo familiare significa salvaguardarsi a vicenda. Quindi vi prego di uscire il meno possibile. Un appello faccio anche alle persone anziane, perché stamattina verso le 9:30 passando per il corso un sacco di persone anziane, sì con le mascherine, ma tranquillamente a passeggiare per il corso. Ritengo che questo non è il momento di andare a passeggiare, non è il momento di vedersi davanti ai bar, perché non è un'esigenza. Se c'è l'esigenza di andare in farmacia, bene, se c'è l'esigenza di andare al supermercato per fare la spesa, bene, ma l'esigenza di andarsi a fare una passeggiata diventa danno per tutti. E molto spesso gli anziani sono quelli che trasmettono i contagi, perché sono quelli che stanno a casa, che i familiari pensano che è un luogo sicuro, ma dobbiamo anche evitarlo, perché poi sono quelli che, andandoci tutti gli altri familiari, si trasmette a tutti il contagio. Quindi vi prego di stare attenti, vi prego di uscire soltanto per le necessità, mantenendo tutti i dispositivi di sicurezza. È un momento particolare che, se gestito bene, ce ne possiamo uscire. Un dato importante è quello che tutti i positivi stanno bene, con un po' di febbre, un po' di malessere, però nessuno è andato a finire in ospedale e grazie a Dio questo è un dato molto confortante. Però siccome si sta avvicinando la stagione del freddo, siccome si sta avvicinando la stagione bassa, allora sicuramente non saranno più così. Quindi per evitare di intasare gli ospedali, per evitare di intasare le rianimazioni, vi prego di stare attenti, di uscire soltanto per le necessità e dopodiché mantenere le distanze anche a casa.